Nome? Massimo. Luca. Quanti anni hai? 42. 43. Che ruolo hai all'interno di Friuli Doc? Fotografo dell'evento. Siamo i fotografi ufficiali per l'ufficio del turismo. Da quanti anni fai questo mestiere? Da 25. Diciamo 14 o 15 anni. Un aggettivo per descrivere il tuo lavoro. Vario e affascinante ogni giorno. Unico. Come vi siete conosciuti? Penso a una cena fra fotografi. Dovevamo andare a Colonia insieme, gli ho detto di sì, per poi a pochi giorni dalla partenza tirargli il pacco. In realtà poi sono andato da lui per scusarmi, era un pacco per un lavoro che mi era sopraggiunto, e dopo siamo diventati amici e poi siamo diventati soci. Chi cucca di più? Luca. Beh, io sicuramente. Una sua qualità. Riflessivo. Tenace. Un suo difetto. Troppo riflessivo. Ogni tanto corre troppo, non gli sto dietro. Una cosa che hai sempre voluto dirgli. Cerca di essere più puntuale. Fortuna che ti ho trovato, perché io sono lento e con te che corri andiamo bene. Chi tra voi due è più creativo? Luca. Pari. Ricercato. Luca. Dalla polizia io. Taciturno. Io. Max. Antipatico. Io. Io. Pignolo. Io. Disordinato. Luca. Io. Cos'è per te la fotografia? Ma è quello che so fare, è quello che sicuramente farò per sempre, quindi è la mia vita. La fotografia per me è stata una scelta di vita. Il fotografo più grande della storia. Beh, l'ho conosciuto da poco e secondo me per il tipo di foto che mi piace è Elliott Erwitt. Cartier-Bresson. Bianco e nero o colore? Colore. Bianco e nero sicuramente. Digitale o pellicola? Digitale. Da un po' di anni al digitale. Foto in posa o rubata? Foto rubata. Rubata. La cosa di Friuli Doc che ti piace di più? L'allegria della città. L'incontro di tanta gente, il fatto che ci siano persone che conoscano Udine, che vengono da fuori. Una cosa da non perdere? Beh, la mostra di Tassotte Max. Una cosa da non perdere sicuramente quest'anno la mostra che faremo io e Max in antisala Iace durante tutti i giorni della festa. E adesso che l'intervista è finita, facci un saluto. Finalmente. Ciao a tutti. Ciao!